Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Felice Urgu. Felice è un farmacista che insieme alla sua famiglia è titolare di 2 farmacie in provincia di Cagliari e oltre alla laurea in farmacia ha conseguito anche la specialistica in medicine omeopatiche e un master in fitoterapia clinica e piante officinali. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ah, bello! Uè, come va? Come stai? Tutto elegante. No, ero così da stamattina. Perché sapevi che era uno Era studio all'ordine. televisivo. Era all'ordine. Uè, guarda che stiamo già registrando, quindi non devi dire niente che non Niente vuoi. parolacce? Sì, quelle sono sdoganate perché ho messo. Non adatto ai bambini. C'è il bip. No, non lo metto proprio il bip. Ti puoi dire tutte le parolacce che vuoi. Io ne dico diverse, non tantissime. Sono scurrile, lo sai. Allora, benvenuto innanzitutto. Accende il microfono. Stavo dimenticando. Qua. Vai. Ti ho presentato. Ah, ok, grazie. Ho detto, Dai, non lo so se ho detto cose giuste, dai. che sei un farmacista. Quello è poco ma sicuro, che hai insieme alla tua famiglia, tuo fratello e tua sorella, 2 farmacie, una Sì. Carboni e una Elmas. Sì, Che oltre a essere lavorato in farmacia si è anche specializzato in medicina omeopatica sì. e che hai fatto anche un master in fitoterapia clinica e piante officinali. Sì. Pure, altro c'è? No, basta. Ma Vabbè. tutto questo era fatto per non andare a lavorare? Bravo! Abbiamo fatto vela, hai fatto vela. Certo, dovevo trovarmi una scusa, no? È un'ottima scusa. E poi non l'ho detto, ma lo diciamo adesso che siamo amici Da una vita, da una vita. da quando avevamo 14 anni. Porca miseria. Quindi dal 78. Sì, dalla 4ª ginnasio. Aiuto. Vabbè, ci siamo presi di vista per molti Sì, ci siamo presi anni. un po' di vista, però poi io mi sono anche reso conto che quelle che io ho mantenuto, le amicizie che ho mantenuto sono quelle. Davvero? Sì, sì, con cui ho piacere di vedermi, con cui ho piacere di trascorrere del tempo. Non con tutti, ma Va bene. con buona parte di quelli, anche perché quella era un periodo di esplorazione per noi, no? Porca miseria. Porca miseria. Non era un periodo facilissimo Per niente. perché noi siamo la generazione che viene dopo il 68 Quindi? e quindi secondo me c'era un po' di contestazione, Non tantissimo. non tantissima, probabilmente erano solo delle prese di posizione per cazzeggiare, Ma quello sicuro. Per fare sciopero, per fare manifestazione, sciopero, non manifestazione, entrare, giocare a ping pong, È vero. Quanto ping pong in quel festeggiare, periodo? Ma anche basket, sport, basket, sport, ascoltare sì, eccetera, musica. eccetera, eccetera. Senti, io ho un piccolo format che mi sono creato, non è proprio un format, però parto sempre dalla cronologia, cioè dalla storia dell'ospite. Io so un po' di te, ma non so tanto, non so tutto sicuramente, anche mi è capitato di intervistare altri amici, Ah, addirittura parenti, oltre che amici ovviamente che conoscevo da tanto tempo, e ho scoperto cose, quindi per forza voglio tornare un po' indietro. Classe 1900. a quando? Quando sei nato? A 1963. 3. Mese? Mese aprile 26, mi hai mandato gli auguri. È vero, che sciamo. Andiamo bene. È vero, è vero. Appena 63, quindi. Appena fatti 63, sì. Come ti senti a quest'età? Bene, bene. Grazie a Dio bene, grazie a Dio non... Il cervello funziona Il ancora? cervello funziona ancora, non ho cronicizzato nulla, quindi non prendo Va pastiglie, bene. non prendo niente, per adesso funziona tutto, dalla Funziona testa ai piedi. E anche il resto. E anche il resto. Ci vuole, è fondamentale secondo me che tutto il corpo risponda agli stimoli, alle esigenze, alle contingenze. No, ma funziona bene. Bene. Nonostante le esagerazioni, perché poi noi siamo
proprio quelli dopo 68 sono quelli che hanno un po' esagerato da ragazzini. Ok, però voglio dirti una cosa Però- in funzione di questo, perché noi, vabbè, da piccoli si fumava, si beveva, Sì, non tantissimo. abbiamo esplorato, Ok, ma quanto si sta bevendo adesso? All'età in cui noi eravamo adolescenti, noi non bevevamo quanto gli adolescenti bevono adesso. Ma io non ho Questa reale... sensazione, eh? Sì, no, io non ho reale... come dire, non frequentando, non avendo tra l'altro figli, quindi non mi posso neanche rendere conto Però te ne accorgi in giro. Sì, me ne accorgo. Fondamentalmente mi accorgo, anche in farmacia, mi accorgo che le esigenze dei ragazzini sono diverse. Esempio, alla nostra età, la tredicenne che prende la pillola era un qualcosa di assurdo. Oggi la tredicenne che prende la pillola è un qualcosa di normale perché probabilmente tutto viene fatto molto prima. Perché? Scusa? Tutto viene fatto molto prima. Quindi ma è anche un bene questa è tutto molto più veloce. Precauzione o no? Ah, beh, sicuramente. Io mi ricordo che alla nostra età avevamo anche compagni già con figli, Sì, cioè, sì. per dire, quindi Sì, la no, maternità precoce non era mica una cosa molto poco diffusa. perché poi in qualche modo ti influenza la vita, no? Cavolo, te la condiziona Te la in maniera condiziona in totalizzante. maniera, esatto, in maniera, non lo so se positiva, ma probabilmente No, devi rinunciare a dei soldi. Non è il momento a quell'età. No, devi rinunciare a dei Cioè, soldi. a 14-15 anni io mi ricordo di qualcuna molto vicina a noi Sì. che aveva avuto una figlia a quell'età. Ok, Cultura molto inglese questa, perché Cioè? in Inghilterra da sempre le ragazzine figliano molto prima. Davvero? Sì, ma perché lì poi c'è uno Stato che in qualche modo aiuta le madri single a tirare sui bambini, e molti, almeno 20 anni fa, era un business avere 2 o 3 figli perché avevi 2 o 3 persone da mantenere a spese statali, ovviamente, quindi sì, questa è... vabbè, comunque, noi siamo mediterranei e questo non fa per noi sicuramente, piace. perché il senso della famiglia nostra è diverso. No, sì, completamente. E quindi, classe 63, ti iscrivi, vabbè, noi siamo stati compagni del liceo classico, ma era una iscrizione voluta o suggerita, per non dire imposta? Ma bella domanda, guarda, considerando il fatto che mio padre e mia madre hanno fatto studi classici, quindi sicuramente un imprinting c'era, ma non sono stato forzato. Non sono stato assolutamente forzato nella scelta, secondo me era una normale prosecuzione di quello che era stato il percorso familiare. Cioè ti hanno detto esiste il classico? Esiste il classico, io ho fatto il classico, noi abbiamo fatto il classico, ti Anche dà... tua mamma l'ha fatto? Sì, tutte e due. Ti dà una cultura a 360 gradi, un'apertura mentale diversa dalle altre, cioè quando hai 13 anni e devi decidere dove andare, non hai tutte le armi, proprio. no? Tutte le armi per poter valutare in serenità, e quindi niente, quindi si è deciso di fare questo classico. Tra l'altro all'epoca c'era anche l'esame di latino. Minchia, io l'ho fatto, mi hanno rimandato a me, alle in medie. Esatto, in terza Anche tu? media, e certo, per poter entrare al classico dove... No, io non sono stato rimandato. No, a me mi hanno rimandato proprio all'esame, No. cioè io ho fatto l'esame e poi ho dovuto andare a settembre. Esatto, per poter accedere al classico, te lo ricordi, c'era l'esame di Certo, latino, me lo e se non ricordo. passavi l'esame di latino il classico ti veniva precluso, quindi Assurdo, no, vabbè. ho fatto questo esame e sono entrato al classico. Sono entrato al classico e mi hanno sbattuto in sezione B, dove Che sezione? che mi dicevano che fosse la più difficile in assoluto. Io avevo amichetti che erano in sezione A o in sezione C, adesso non ricordo, mi ricordo Andrea Caruso che forse era in A, che io conoscevo già da prima, però la sezione B l'ho presa come va bene, proviamola, è andata, poi cioè fantastica, nel senso che vabbè, a parte la quantità di studio che si aspettavano che noi facessimo, tutto il resto è stato fantastico, sino alla quinta ginnasio, poi mi hanno bocciato e sono finito ai Salesiani. A te in quinta, a me in prima. Esatto. Io non sono durato nemmeno poi tanto. Siamo andati ai Salesiani? Sì, ho finito, Ok. io ho fatto gli studi ai Salesiani, ho finito ai Salesiani, e ti dirò che i Salesiani mi hanno dato disciplina innanzitutto, quella che non mi aveva dato la sezione B, e mi hanno dato le armi per poter andare all'università e studiare in maniera decente, nel senso che poi io non avevo armi sufficienti
anche essendo in sezione B, armi sufficienti per poter affrontare l'università Non avevi in maniera metodo? logica. Non avevo metodologia, no, assolutamente. E questo me l'hanno dato i salesiani, tanto criticati, ma all'epoca era una buona scuola. Oggi mi dicono che sia scaduta molto, ma io, ripeto, non ho elementi per poter giudicare, però va bene così, nel senso che... E ti iscrivi in farmacia perché? mi iscrivo in farmacia, allora, questo è... E l'altra... Dunque, il secondo imprinting. io dovevo iscrivermi in medicina. Ho sempre pensato di fare medicina. Arrivato al dunque, mia sorella, che era un anno più piccola di me, ma io avevo perso un anno, siamo arrivati praticamente al diploma insieme, decide di iscriversi in ingegneria. In ingegneria? Mio padre scalcia un pochettino perché dice mannaggia, ma la farmacia chi la segue qua su giù, un pochettino di sensi di colpa, quindi io viro da medicina a farmacia e mi iscrivo in farmacia. Poi mia sorella, dopo 5 anni, decise che... Dopo 5 anni di ingegneria? Sì, decise che l'ingegneria non era per lei, e quindi anche lei si è iscritta in farmacia, e mio fratello, che è arrivato parecchio dopo di noi, anche se ci sono 5 anni di differenza, ma lui si era preso un po' più... 5 anni. Lui si era preso un pochettino più con calma, però lui si è iscritto in farmacia perché probabilmente aveva il sogno di avere un lavoro stabile, credo, e perché mio padre insistette per farlo iscrivere in farmacia in modo tale da dargli un lavoro. Suppongo che sia così, adesso io le motivazioni esatte non le conosco. Comunque mi iscrivo in farmacia, mi laureo e faccio il militare, anzi no, faccio il militare e durante il militare mi laureo. Dopodiché non avevo tutta questa gran voglia di rinchiudermi all'interno di 4 mura. All'epoca ero presidente dei giovani farmacisti, che è un'associazione nazionale. Sei laureato e subito... No, sono diventato presidente un anno dopo, l'avevamo appena fondata. E comunque si chiama Agifar l'Associazione dei Giovani Farmacisti Sardegna, ed è un'associazione nazionale, ovviamente ogni regione ha la sua associazione. Iniziamo a fare dei corsi di aggiornamento, così, corsi di cultura specifica per quelle che poi erano le nostre necessità di lavoro. E sento parlare di medicina omeopatica e quindi, interessato, mi rendo conto che esiste un biennale a Roma, alla Sapienza, e mi iscrivo a questo biennale, quindi viaggio tutti i weekend e prendo questo... Ma per diventare medico omeopatico? No, non medico, farmacista specializzato in... era una branca della farmacia? Era una specializzazione non esattamente riconosciuta, però il diploma dice farmacista specializzato in medicina omeopatica. Un po' come il boristeria o no? Non c'entra nulla? La medicina omeopatica è un pochettino più... No, che la medicina omeopatica sì. No, un diploma dopo la farmacia come... Sì, dopo la farmacia ci sono varie scuole di specializzazione, puoi fare farmacia ospedaliera, puoi fare farmacologia, puoi fare diverse specializzazioni. Io ho fatto prima questa e poi sempre più interessato, perché erano delle cose abbastanza nuove. Poi io ho sempre pensato che il ruolo del terapeuta, sia esso medico, farmacista, eccetera, eccetera, più completo è meglio è, quindi più frecce hai al tuo arco, meglio riesci a... Ti senti terapeuta come farmacista? Sì, direi di sì, perché poi noi stiamo andando verso quella visione di farmacia. Adesso dal 2026, credo da ottobre, c'è stata una revisione completa della laurea in farmacia. Hanno abolito molti esami di chimica e hanno inserito molti esami che sono più attinenti all'aspetto o al fattore medicina. Questo perché il ruolo del farmacista è sempre più presente all'interno della comunità del sistema sanitario nazionale, e quindi noi dobbiamo essere in grado di attendere a quelle che sono, vista la situazione sanità oggi, attendere a quelle che sono i bisogni dei cittadini. Ecco perché siamo diventati protagonisti durante il Covid, andando a fare tamponi a praticamente la popolazione intera, perché gli hub non riuscivano a fare questo compito. Stiamo vaccinando,
Le vaccinazioni tra l'altro sono in regime di servizio sanitario nazionale, adesso la convenzione con il servizio sanitario nazionale insiste anche su altri aspetti come elettrocardiogrammi, oltrepressori, analisi del sangue, eccetera, eccetera. Ho visto Quindi, che le farmacie incominciano ad avere dentro delle parti dedicate. Iniziano ad avere queste parti che dovranno essere sviluppate sempre di più secondo quella che è la visione futura del Servizio Sanitario Nazionale, che purtroppo soffre di una mancanza cronica ormai di medici e soprattutto di medici di base, perché il medico che si laurea viene immediatamente indirizzato verso una specializzazione per poter entrare in ospedale. Quindi non fa il medico di base. Ma il medico di base ormai è una figura che non so quanto sarà in futuro attuale. Quindi il farmacista si sta preparando a fare tutta una serie del genere. Considera che in molte nazioni esiste già il farmacista prescrittore. Noi in Europa ce l'abbiamo in Portogallo, la Spagna credo che sia appena arrivata, esiste in Canada. Fa un corso di studi più specifico? È un corso di studi più specifico e infatti in quell'ottica si è cambiato il corso di studi di farmacia. Quindi il paziente cronico dovrà essere assistito da noi e seguito da noi, c'è tutta una serie di... Ma anche perché hai detto bene prima, la farmacia è diventata il luogo proprio deputato perché il primo ascolto, il primo momento è poi un momento sempre continuo con cui il cittadino si confronta, viene a parlare con te, ti chiede consigli, io chiedo molti consigli ai farmacisti. No, ma poi soprattutto c'è una farmacia ogni paese, esatto. Quindi il presidio sanitario ce l'hai centrale e quindi il cittadino è capillare, o l'abitante del paesino tranquillamente può andare in farmacia per risolvere quelle che sono patologie spicciole, ovviamente. Medie, tipo una congiuntivite o una tonsillite o un raffreddore. Qualcosa di semplice. Probabilmente in futuro queste patologie verranno seguite completamente da noi. Questo è quello che succede in altri paesi e questa secondo me è la strada che si sta seguendo qui. Anzi, mi capita una cosa, perdonami, che in farmacia il farmacista ha il polso della situazione, del tipo di, chiamiamolo virus oppure patologia che sta andando per la maggiore, tipo una tosse particolare, e quando vado gli chiedo ma che questa tosse che ho, gli chiedo proprio ma che tipo di tosse c'è in giro per capire se mi può trovare può darmi una risposta rispetto a quello che ho io, cioè una sorta di statistica. Sì, è uno screening. È uno esatto. screening che si fa in tempo. Sì, è uno screening che si fa in tempo reale, cioè si vede quale tipo di influenza sta arrivando, se è l'influenza che noi ci aspettiamo o sono dei virus parainfluenzali, come possono essere virus gastroenterici che ogni tanto arrivano, colpiscono, è vero. Piuttosto che tossi stizzose particolari. Sì, è vero. Non vai a parlare col medico, cioè che è inutile andare dal medico. Lo bypassi, molte volte lo bypassi, anche perché il medico oggi... tu consigli, vai dal medico che questa cosa è strana. Esatto, se qualcosa non va tu gli dici fermiamoci un attimo ed è meglio fare un approfondimento su quelle che è la tua patologia. Andare dal medico oggi è difficile perché il medico non ti riceve vuole una mail per visitarti. Non è come prima che tu andavi, facevi la fila di mezz'ora, 20 minuti, massimo un'ora e poi entravi dal medico. Oggi, dopo il Covid è cambiato tutto. Completamente. Dopo il Covid noi abbiamo avuto una rivoluzione a 360 gradi dopo il Covid, c'è poco da fare. Questi 2 anni e mezzo di chiusura ci hanno fatto male. Tu pensa solamente che si è registrato dopo il Covid un aumento del 60% delle benzodiazepine, cioè ansiolitici. Ma davvero? Sì. Cavolo. Adesso è un po' in regressione, ma il picco subito dopo il Covid è stato questo, quindi sì, anche qui diventi una sorta di polso della situazione sul consumo dei farmaci, quali vanno di più, quali di meno, quantomeno quali sono i picchi. Questo è grave, cioè grave, è importante, però è anche grave sapere che dopo il Covid, oltre ad essere stato il Covid un grosso problema, ha generato anche questo, ragazzi che non ne sono usciti molti da quella situazione. E qua torniamo alle abitudini dei giovani di oggi, probabilmente il Covid li ha segnati in maniera importante.
e in più i social, e quindi la socializzazione oggi è diventata difficile, se non impossibile. Molto. Ai nostri tempi, se volevi socializzare dovevi uscire, andare in strada, andare suonare al campanello, telefonare al numero vedere, fisso. esatto. Oggi con i social tutto questo viene in qualche modo bypassato. E anche le ragazzine, io mi ricordo che ce la dovevamo sudare. Mamma mia, se doveva sudarcela. Ce la dovevamo sudare la ragazzina. Adesso è oggi cambiato molto, tutto. Esatto, è molto più La semplice. ragazza perché... cerca il ragazzo senza problemi, il ragazzo quando viene cercato si blocca. Ecco, questo aspetto non ne ho parlato, ho intervistato diversi ragazzi giovani, dai 21 ai 27, e l'aspetto sentimentale non l'ho toccato, vedi? Adesso mi stai facendo venire in mente questo. Cioè, se avessi 20 anni ti risponderei. No, secondo me sì, no. È molto curiosa, secondo me, questa cosa qua, nel senso che poi i genitori, ma non lo so se siano iperprotettivi o in che senso? Secondo me non lo so, anche perché i genitori dei ventenni probabilmente sono i 45enni, 50enni di oggi, no? Sì. E quindi sono ancora più giovani di noi. Sì. Quindi io questo aspetto è un aspetto curioso, nel senso che poi cioè ti trovi una generazione di ventenni, di 22enni che è completamente... Allora, se vogliamo, spaesata. piccola parentesi, noi non solo dovevamo sudarci le ragazze, le fidanzate o le pivelle, le chiamavamo così per poter delle storie con loro, ma anche il livello di cura era molto diverso rispetto a oggi. Adesso le ragazze sono parli di cura della persona, cura di tutto, certo. l'abbigliamento, tempestate dai social, solo immagini, sono immagini esatto. belle, positive, anche sexy, esageratamente, cioè lasciamo stare, no? Ritocchi delle fotografie o e tu quant'altro. ne sai molto più di me. No, di social no, ma ci non dei mancherebbe social, altro. dei ritocchi. No, mai fatto un ritocco. Ma mica tu! Ma no, avevi, sì, no, sì. avevi ancora... tu, allora, di tocchi, non di ritocchi. No, nemmeno di quello, vabbè. Ma noi eravamo, cioè per conquistarcela noi dovevamo veramente... Sudare 7 camicie. Esatto, oggi è tutto molto più... È una marea. Sì. Cioè, rifiuti uno dopo l'altro. Ma il no ti fa crescere. Non te la fa facile la cosa. Il no ti fa crescere, ma in tutti i sensi. Il no che fanno crescere. Certo, ma in tutti i sensi il no ti fa crescere. Ma io oggi vedo dei ragazzini, noi non abbiamo dei dati certi, ma la quantità di ragazzini che usa il sildenafil per il Viagra. Come si chiama? Sildenafil, la molecola. Sildenafil è la molecola, il Viagra è il nome commerciale. Ma aspetta, ci sono due cioè sono due farmaci che io conosco, il Viagra e il Cialis. Sì, però questi sono i nomi commerciali. Ah, ok. Le molecole si chiamano, la molecola del Viagra si chiama Sildenafil e la molecola del Cialis si chiama Tadalafil. Sì. Ok. E prendono Viagra? Per avere più prestazioni e allora a quel punto diventa un'addizione, perché senza la pillolina blu probabilmente non funzioni, o la tua testa ti dice che tu non funzioni, e siccome tutto quanto parte dalla testa. Beh, io sapevo la differenza delle due molecole, dimmi se sbaglio, perché ovviamente ma è bello che ci sei tu e mi dai conferme. Il Viagra funziona a livello di vasodilatatore, sì. Meccanico, Sì. Giusto? Sì. Invece il Tadalafil funziona a livello mentale? No. Che differenza c'è? No, ma sono praticamente fratellini, nel senso che anche... Però in uno ci vuole... Uno lo prendi e il Viagra duro subito. L'altro dicono che ti diventi duro solamente sotto un approccio. Sì. Ah, ok. Sì. Invece il Viagra ti diventa duro anche se si dà solo. Il Viagra ti diventa duro perché sì, praticamente c'è i corpi cavernosi che vengono stimolati. Per un ragazzo non è meglio l'altro, che è un po' meno... Ma per un ragazzo è meglio niente. Vabbè, ovvio, scusami, bravo. Per un ragazzo è meglio niente, anche perché il lato sessuale dovrebbe partire dalla testa. Esatto, dico da lì, invece... E invece per aumentare le loro prestazioni prendono queste pilloline e il rischio è...
Ma a me Spesso. capita raramente, però c'è un mercato sommerso molto importante. Sai, poi iniziamo a parlare del mercato sommerso dei farmaci che arrivano dappertutto, non vengono controllati, te li trovi su internet, non sai cosa stai prendendo. Puoi comprare su internet Sì, qualsiasi cosa? Sì, Cavolo. sì. Non sono sottoposti a controlli, dogane. Chi controlla internet? No, ti sto è molto parlando, difficile. ok, vado sul sito, ordino qualcosa, oh cavolo, c'è il reddito di Santa Efisia? No, non me lo dire. Non oggi. Eh? Non oggi, non dovrebbe esserci. Oggi è 4, sì. Ah sì. Mentre Sì. andare indietro. Sì, direi che Subito. se no ci accodiamo al santo. No, grazie, diventa un delirio. E quindi? Quindi dico, sono- cioè, internet tu non, compri non è controllabile internet. E Ah. quindi compri quello che vuoi. Vabbè. quello che vuoi, ma non sai, effettivamente non sono farmaci controllati, perché non sai cosa c'è dentro, non sai dove sono prodotti, non sai le Ah, ok, date quindi di non c'è promozione nemmeno scadenza. una No, non c'è produzione niente, no. parallela. Ma sì, ma sicuramente non sono sottoposti ai controlli che sono abbastanza rigidi in Italia, ma arrivano da altri paesi. Fondamentalmente la sildenafil, che è la molecola del Viagra, ha un grandissimo produttore in tutto il mondo, che è un produttore indiano. Quindi tutto il sildenafil che viene commercializzato per 80% arriva dall'India. Dall'India. Sì. Che sono forti in tantissime altre cose, pure nei farmaci. Sì, la produzione di farmaci. Ho girato una piastrella made in India. Ho pensato, tu pensa che ho pensato che fosse una schifezza, un po' come made in China, no? Sono andato sull'AI, vabbè, dove ormai guardo sempre, ho mollato Google e sono su Perplexity, guardo sull'AI e mi dice che l'India è una delle più grosse produttrici di ceramica, non solo, anche di alta qualità. E io non avevo minimamente contezza di questo fatto. Pensavo fossero ancora l'Italia con i Gress. No, ma l'India anche a livello di farmaceutico è molto forte. Cioè, anche a livello sì, farmaceutico. è fortissima. Ripeto, gran parte dei principi attivi vengono ormai prodotti in India e commercializzati in tutto il mondo. Perfetto. Comunque abbiamo divagato di brutto, perché siamo passati dal classico farmacia e siamo arrivati lì. E niente, continuando col percorso, poi io sono stato contattato dalla Boiron. La Boiron era, non credo che ormai sia più così potente, la più grossa compagnia, azienda multinazionale di medicina omeopatica, che aveva un ramo che si occupava della formazione, che si chiamava CISDO, Centro Internazionale di Documentazione in Omeopatia, una cosa del genere, adesso non ricordo esattamente. Comunque, mi contattano e mi chiedono se sono interessato a essere formato come docente, per poi a mia volta formare farmacisti e quant'altro. In medicina omeopatica. Soprattutto i farmacisti, perché poi per i medici c'erano i medici formatori e per i farmacisti c'erano i farmacisti formatori, e quindi ho iniziato questo percorso di formazione, ma il percorso di formazione l'abbiamo fatto, soprattutto lo facevamo a Milano, ma era carino perché comprendeva, oltre a la formazione vera e propria, quindi lo studio della materia medica omeopatica, anche il come presentarsi in pubblico, come parlare al pubblico, ed era carino perché ti facevano fare delle scuole con degli attori importanti. Sì, era una formazione, un investimento enorme da parte di Boiron, e comunque una volta fatto questo ho iniziato a fare lezioni di medicina omeopatica nelle varie scuole italiane e europee. Ho fatto un'esperienza bellissima a Varsavia, io di 5 mesi, forse te ne avevo parlato. Di 5 anni? 5 mesi. 5 mesi. Sei rimasto lì 5 mesi? No, viaggiavo. Partivo il giovedì, tornavo la domenica. O il venerdì e tornavo la domenica, ti parlo di tanto tempo fa. Ed è stato bello perché ho avuto la possibilità, oltre che remunerativo, ho avuto anche la possibilità di conoscere tanti colleghi con altre visioni della professione, quindi contatti che ho tutt'oggi, e la possibilità poi di partecipare a vari meeting. Ricordo uno
importante che è stato fatto in Argentina, dove c'era un congresso mondiale di medicina omeopatica. Io ho presentato un lavoro sulla calendula sarda, immagina. Davvero? Sì. Interessante, cioè è stata un'esperienza interessante. Dopodiché finita perché un giorno Christian Boiron, che era il proprietario francese ovviamente, nella formazione c'erano anche le passeggiate sulle Alpi per andare a raccogliere le piante in situ, cioè dove crescevano spontaneamente, cioè, è stata una bellissima esperienza. Però un giorno Christian Boiron dice che la Boiron doveva diventare più commerciale, quindi chiude le scuole, chiude ovviamente con noi formatori, e si investe in pubblicità e quant'altro, e oggi la medicina omeopatica, ahimè, è praticamente sconosciuta. È stata una scelta. È stato un periodo in cui c'è stato il picco della medicina omeopatica, adesso non è... No, adesso non ci sono più medici e più farmacisti, ma non ci sono più perché non hanno... che la conoscono e la sì, propongono. perché non c'è più la formazione. Non c'è più la formazione. Tu continui a trattare omeopatia? No, io ho smesso. Hai smesso proprio? Sì, io proprio sono rimasto molto deluso dal fatto che si chiudesse così d'emblée un capitolo importante della mia vita, e quindi ho smesso di trattare medicina omeopatica. Certo, i farmaci omeopatici ce li ho, ma le richieste sono talmente esigue, piccole, ma dipende dal fatto che non esiste più il medico omeopata, perché non è più stato formato e nessuno li forma, e quei pochi che c'erano sono andati in pensione Ma rimane comunque per te una alternativa valida alla medicina tradizionale o no? Un'integrativa, direi. Integrativa. Sì, nel senso che poi io come formamenti ho sempre pensato che la medicina deve essere integrazione, nel senso che poi solo un pazzo curerebbe un'otite a un bambino, ed è successo purtroppo con la medicina omeopatica. No, è successo a Torino, è stato un grosso scandalo, un omeopata si è intestardito e ha curato questa otite purulenta a un bambino con la medicina omeopatica, secondo il bambino è morto, e quindi l'omeopatia non funziona. Ma non è l'omeopatia che non funziona, è l'omeopata che non funziona. Se invece il bambino fosse stato trattato e con un farmaco omeopatico e con l'antibiotico, che è fondamentale in questi casi, probabilmente tutto questo non sarebbe successo. Era uno stadio infiammatorio elevato. Esatto, cioè perché rinunciare all'allopatia? È un po' come la terapia del dolore, perché devi far soffrire un paziente? Certo. Io non so cosa ne pensi tu, no, ma certo. Non lo sopporto, cioè per pensare certo. che non ci sia, adesso forse negli ultimi 15-20 anni credo, la terapia del dolore, quindi l'assistenza ai pazienti che soffrono tanto è sdoganata, ma prima non c'era verso. Mi fa capire che potevi anche non soffrire un po', non devi per forza soffrire sempre. Sì, prima c'era solamente la morfina praticamente. Lo so, appunto. Cioè morfina, quindi, ma data in casi anche abbastanza si dava gravi. La morfina, però anche la morfina veniva data solo in casi estremi. Tutti questi farmaci che ci sono oggi non c'erano, il famoso fentanyl, che è un antidolorifico importante, ovviamente dato con la giusta prescrizione e dal giusto medico, ma è stato quel farmaco che ha combinato tanti di quei guai negli Stati Uniti, perché è diventata una droga. È diventata una droga, quindi c'è stato Ma il fentanyl deriva dalle metanfetamine? O non c'entra nulla? No. Non c'entra il fentanyl è una molecola. Invece la metanfetamina? La metanfetamina non è un antidolorifico. Cioè quella è proprio una droga? Sì. Ok, un oppiaceo, è una droga, adesso non mi ricordo. Sintetica? Sì, probabilmente sintetica, non mi ricordo quale sia. Mi ricordassi tutto. E comunque ho chiuso questo capitolo e nel frattempo abbiamo acquistato la farmacia Carbonia, quindi mi sono dedicato... perché inizialmente eravate tutti e tre lì? Sì, poi nel 2010 abbiamo acquistato una farmacia Carbonia, quindi ci siamo dedicati anima e core alla farmacia di Carbonia, che doveva essere sistemata, fatta crescere e quant'altro, e questo è. E quindi ho mollato un pochettino la parte piacevole del mio lavoro, non che l'altra non sia piacevole, ma la parte più interessante per come lo vedo io, per dedicarmi
a far crescere queste farmacie, però va bene così, nel senso, Ok. poi i miei spazi me li sono sempre presi, tu sai l'amore per la Grecia che ho io È vero. da sempre. Come è arrivato questo amore per la Grecia? Questo amore per la Grecia? Innanzitutto, perché hai questo amore per la Grecia? Odiavo il greco, ma te lo ricordi? Bravo. Io odiavamo Odiavamo il greco. Odiavamo il greco. Però sei finito in Grecia. Fatto sta sì che all'epoca, Qual è? all'epoca universitaria, Ah, ok. siccome la Grecia ha una struttura universitaria molto particolare, solamente all'epoca, ma credo che anche adesso non sia molto diversa, solamente il 5% dei diplomati possono entrare all'università e servono voti altissimi e quant'altro. C'è una barriera all'ingresso. C'è una barriera molto importante all'ingresso, adesso non so se sia variata, non te lo so dire, però la nazione di elezione per i greci era l'Italia, quindi tutti i greci venivano a studiare in Italia e oggi ne trovi ancora tantissimi che sono laureati in medicina, farmacia, soprattutto in queste due, e neanche in ingegneria, in queste 3 facoltà. Conobbi un ragazzo greco che era più piccolo di me perché era con mio fratello, però mio fratello ce lo portava sempre in casa, questo ragazzo greco, mosso da pietà perché lui era da solo qui. Poveri. Mosso da pietà. E quindi Così che l'hai conosciuto? sì, l'ho conosciuto Perché così, e quindi è amico amico di mio fratello, e quindi praticamente ce lo ritrovavamo a Pasqua, a Natale, Capodanno, ce lo ritrovavamo Acquisito, sempre. scusa, un Un fratello fratellino acquisito. E lui mi invitò in Grecia nel 92, perché sì, nel 91 ci andò mio fratello, nel 92 ci andai anch'io con mio fratello a Creta, in un piccolo paese di Creta che si chiama Kissamos, Castelli, è praticamente la parte nord-ovest, bellissima, e mi innamorai di questo posto fantastico, con gente fantastica, eccetera, eccetera. Dopodiché lui mi fece da testimone di nozze al mio matrimonio. Addirittura. Quindi molto legato. Sì, ci legamo moltissimo. Lui mi fece da testimone di nozze e mi regalò un terreno con degli alberi di ulivo. Un terreno ti ha Sì, regalato. con degli alberi di ulivo, perché questa era la massima espressione di amicizia per un greco, Ma che regalarti bel regalo. alberi di ulivo. Che figata. Da lì sono sempre andato in Grecia, E dovevi badare al terreno. ma no, al terreno Facevi un 2 cazzo. volte a prendermi l'olio, ma no, niente, è una E ce passione. l'hai ancora il terreno? Il terreno sì, No. sì. Non è edificabile, ovviamente. Cioè un terreno dove Piccolo, sì, dove ci stanno un po' di piante di ulivo, ma piccolo, ma niente di che. Però c'è un terreno in Grecia. Beh, questo è un bel regalo. Sì, C'è una bella modo di legarti a un territorio o a lui magari. Può essere. sì, ma Ci vai sempre in Grecia? certo, Ogni anno? anche 2 volte all'anno se ho tempo. A trovare lui? Sì, ma poi sai, tanti anni che vai lì, ho fatto altre amicizie, conosco, dopo 30 anni il mio greco è migliorato molto. Ma come il greco moderno non è come il greco No, antico? totalmente diverso. Ma è comprensibile? No. Per nulla? No. Difficile. Uno che ha studiato greco antico non frega niente. capisce il greco moderno, assolutamente. Sono proprio 2 cose completamente diverse. Non è come il nostro latino italiano che qualcosa simile. lo capisci, no, lì proprio non si capisce niente. O sarà perché io il greco antico non lo sapevo. Ma che cazzo? Da poco, che mia figlia ha fatto il classico, la grande, io ti giuro che quando la vedevo studiare, io tutta questa roba non l'ho mai fatta. Cioè mi sono dimenticato tutto. Lo vedi? Non so nemmeno quante declinazioni ci fossero, i verbi. Cioè, ho sentito cose veramente. Io mi ricordo solo l'introduzione dell'Odissea. Andrape moi, non me lo ricordo più. Andrape moi opine muse, politroponos malapolla. Cioè, basta, solo quello. Per dire, no. L'unica cosa è l'alfabeto è uguale. L'alfabeto sì. Quindi riesci, noi che abbiamo fatto il classico... È uguale l'alfabeto? Sì, l'alfabeto è uguale. Ok. Si pronunciano un pochettino in modo diverso, ma Alfa, beta, gamma, Sì. Dai. Delta, epsilon, teta, ieta, io. Non mi ricordo un cazzo, figura di Vabbè, merda, ma basta. sì, ma che te ne basta, frega, non è importante. Però è importante quello che abbiamo fatto, perché comunque ci è servito a me. Io ero uno dei più asini della mia classe, della nostra classe.
dopo anche di più, quando siamo andati al liceo, mamma mia, mi sono sentito ancora più tonto, più scemo. Però lì ho capito semplicemente che se il livello è molto alto, non necessariamente tu devi essere a quei livelli lì, probabilmente non è il livello per te e tu hai altri livelli, cioè abbiamo altri livelli, abbiamo altri, come dire, competenze, preparazioni, capacità, e non per quello dobbiamo sentirci scemi. No, Cioè, no, ma io non ho mai pensato di essere scemo, io pensavo solamente che erano delle esagerazioni. esatto, in quel senso, ma non lo capisci bene. Sì, Cioè, un voto più alto 5, 4, non riuscivo a prendere una sufficienza, pur mettendomi lì a studiare come uno stupido, provando ad arrivare ai livelli che ti chiedevano i professori. Ma quando il livello è troppo alto, probabilmente no, conviene cambiare sezione. Sì, ma ne siamo usciti e, ripeto, poi Però qualche cosa l'abbiamo imparata. il nostro cammino l'abbiamo fatto, sì. Sono d'accordo. Ecco, ti volevo fare questa domanda. 7, 14, 21 sono, non sono numeri da giocare, ma da qualche parte ho letto, adesso non mi ricordo dove, che erano proprio le fasi più significative della crescita di un individuo. Quindi 7 anni, 14 anni e 21 anni. Prova a pensarci. Beh, 7 anni, giardino di casa che giocavo a calcio a tutte le ore. Era importante. Sì, assolutamente, molto importante. Hai giocato a calcio? Sì, nel giardino di casa però. Ah. E poi ai Salesiani ho giocato a calcio, ma i risultati non sono stati... No, io giocavo a basket. me lo Infatti ricordo. giocavamo a Sì, basket. però nei Salesiani si giocava a calcio, quindi giocavo a calcio e basket se andavi a messa. Se non andavi a messa... Era non veramente un ricatto pazzesco. Esatto, se non andavi a messa Maledetti. eri interdetto. Non potevi. Ecco, 14? così pari. 14 anni è l'anno in cui siamo entrati al È la ginnasio. svolta dalla media Assolutamente, al liceo, dalla media al liceo, cambiamento. cioè un cambiamento epocale, nuovi compagni, le prime ragazzine, la classe mista, perché io alle medie ero in classe maschile. No. Sì. Ciao, le classi maschili o femminili? Sì. Ma tu le fate le medie? Alla Manno, a Cagliari, Cavolo, in via del pensavo, Collegio, sì. Scuola pubblica, Sì, quindi sì, c'erano classi maschili e classi femminili. Ma allora, Quindi 14 anni, cioè, le medie non hai visto. Al 14 vedi le prime ragazze in classe. Io a 14 anni ho visto le prime ragazze in classe. Pazzesco. E per me è stato strano, Molto. perché non lo sapevo. Poi sono tornato ai Salesiani, classe maschile. Quindi l'intermezzo è stato solamente i 2 anni. È cambiato qualcosa a 14 anni rispetto alla tua frequentazione di amici o in famiglia? Sei cambiato? È cambiato tutto. È cambiato tutto? È cambiato tutto, perché ripeto, nuove conoscenze, nuovi amici, ragazzine che con cui potevi condividere giornalmente tutto, le prime festicciole, gli scioperi, casa di Andrea Massacci a giocare a ping pong, si può dire? Discoteca, 14 anni. Casa di Cece a sentire Sylvester. Wow. Quel capodanno storico. Disco music. È cambiato tutto. È cambiato tutto. Cioè, che pazzesco quel periodo. Sì, Io veramente. non lo percepivo che erano dei momenti, cioè purtroppo quando le vivi le situazioni a quell'età, con quel cervello, con la poca esperienza, ma se ci penso oggi a quante cose abbiamo visto, o meglio quanti passaggi, come adesso tutto sommato, però allora erano un po' epocali, cioè la disco music era all'inizio, il cinema era la musica. Ma tu immagina solamente, ti ricordi che noi suonavamo? Esatto, Noi i gruppi musicali. Sì, noi suonavamo. E suonare Neil Young piuttosto che gli Eagles, piuttosto che i Beatles, era una cosa normale. Io mi chiedo, ma i ragazzi di oggi cosa suonano? Non suonano. E poi ho scoperto, perché se tu scrolli, si dice scrollare adesso mi sembra, scrollare, vedi ragazzini che suonano Eagles, che suonano Beatles. È vero, ascoltano dischi, vinili, esatto, si sono messi quindi, ad ascoltare vinili. Cioè, noi siamo stati fortunati perché abbiamo beccato il periodo con la musica migliore e non eravamo consapevoli. E non eravamo consapevoli di quello che avevamo in mano. Incredibile. 21? Prova a pensare ai tuoi 21 anni. 21,
Considera che io sono entrato un anno dopo all'università, quindi sono entrato a 19 anni. Il primo anno di università ho fatto un cazzo, ho dato un esame igiene. Che poi non era nemmeno per non fare il militare. O anche Sì, per... sì, ho fatto per io, quello, sì, okay. per non fare il militare ho dato un esame esame. di igiene è proprio complessissimo. Niente, cioè giusto per... Un complementare. A 21 anni, quindi l'anno dopo, ho detto bene, a sto punto ne devo uscire il prima possibile da qua, perché più tardi esco e più tardi inizio. Quindi mi sono messo a studiare tanto. Ti sei chiuso? Sì. A casa a studiare? Sì. Sì, mi sono poi laureato in 4 anni. Bravo. Avendo perso un anno e avendo fatto anche il militare. Sì, mi sono chiuso a studiare a casa, non è che mi privassi di tutto, però le regole che io avevo imparato ai salesiani, cioè la metodologia di studio, l'ho applicata a 21 anni, nel senso che ho detto ok, dalle 9 all'1 e dalle 3 alle 7:30, 8 si studia, punto, perché sennò da lì non ne esci più. Considera anche che farmacia è una facoltà particolare perché hai la pratica da fare. C'è la pratica? Sì, tutti i laboratori, i laboratori di anatomia, i laboratori di chimica farmaceutica, quindi tu eri impegnato a lungo, quindi è stato praticamente gli ultimi anni sono stati più o meno un tour de force, ma me lo sono imposto, anche perché stare lì e perdere tempo aveva poco senso, quindi ho detto vabbè, bravo, lo facciamo. A me è capitato così, io ci ho messo 9 anni a laurearmi, no? I primi 7 circa li ho fatti cazzeggiando, poi a un certo punto sono arrivato a un punto che io chiamavo scollinamento, no? Che è arrivato a dire cosa faccio, continuo e lo finisco oppure lascio perdere, e lì proprio è come se ti si apre il cervello, il punto in bianco. No, ma poi fai. In 2 anni mi sono laureato. Sì, ma perché poi alla fine dici, ok, sto qua, devo chiedere la paghetta ai miei genitori, sei dipendente in tutto e per tutto da loro. Ho detto, va bene, no, basta, cerchiamo di renderci indipendenti. Visto che ho scelto farmacia, chiudiamo farmacia. Okay. E così ho fatto. Vabbè, quindi un altro momento importante della tua crescita. 21? Sì. Ci sta. Ma secondo me sono tutti importanti, anche adesso è importante. Cioè io credo che tutti i momenti che tu vivi siano importanti. Sono fondamentali. No, però in questo libro, vabbè, io leggo molti saggi, e qui si parlava proprio dei punti nodali, no? Di cambiamenti, dei momenti di crescita, che sono più o meno questi 3. Poi è ovvio che a 25, a 30, a 35, c'è un periodo che dai 30 ai 50 non mi ricordo un cazzo, cosa è successo in 20 anni, devi andare a guardare ogni anno per cercare di ricordarti che cosa, sono volati. Sono volati, sì, sono 52, volati. ti ricordi qualcosa? Non lo so. No, io... 47? Morto che parla. Bravo. E non siamo ancora morti. Esatto. Ok. No, però ci sono stati dei periodi che io ho in mente. Tipo quando Boiron ha deciso di chiudere e io ho fatto l'ultima lezione, mi ricordo, a Tor Vergata, all'università a Roma, e mi ricordo che era venuta l'amministratrice delegata di Boiron all'epoca per prendermi e riportarmi in aeroporto, quindi già il fatto che fosse lei, con l'autista ovviamente, già il fatto che fosse lei a venirmi a prendere mi puzzava un po', e lì lei mi aveva detto che c'era questo cambio. E io per mesi non riuscivo a capire il perché su di me, come su altri colleghi, avevano investito cifre enormi. E dicevo, ma è possibile che questa gente non si renda conto che ci ha formato e adesso ci butta a mare? Quindi per mesi ho avuto un rifiuto totale. Poi piano piano ho capito che le logiche del business sono diverse, e via, e basta. Però poi alla fine è sempre bello ripartire, no? E cambiare. Cambiare e ripartire, sì. E cosa hai fatto? Che cambiamento c'è stato dopo quello? Lavori in farmacia? Sì, lavoro in farmacia. Carbonia è stata una sfida perché è stata presa una farmacia che andava parecchio male,
è stata rimessa a posto con grossi sacrifici, quindi noi abbiamo deciso di fare, siamo stati i primi in Sardegna a fare l'apertura 24 ore, dalle 7 del mattino alle 11 di notte. È che non è poco. Ora ero Festivi complesi. Davvero? Sì. A Carbonia. Sì, è tutto così. Ma questo ha voluto dire fare dei sacrifici enormi, perché non avevamo la possibilità di pagare dei colleghi, perché la farmacia ci dovevamo pensare noi, quindi abbiamo sacrificato. Hai lavorato molto a Carbonia? Sì, ho lavorato, sì, adesso ho diminuito molto il mio impegno a Carbonia, c'è mio fratello e io mi sto occupando di Elmas, in attesa di chiudere Baracca e Burattini. Perché? Ma perché a un certo punto devi fare altro, no? Nella vita, nel senso che poi io sono 35 anni che faccio questo lavoro. Vuoi smettere? Ah sì, cioè vorrei pensionarmi da lì. Mi sono innamorato dei farmacisti volontari, sono farmacista volontario. Adesso ti spiego cosa sono i farmacisti volontari. Farmacisti volontari, un'associazione no profit ovviamente di farmacisti, che fa parte della protezione civile. Ah, ok. E che nel malaugurato caso succeda qualche tragedia, Siete interviene disponibili? immediatamente, quindi deve essere pronto a partire in qualsiasi momento. Mm. Ad oggi noi ci stiamo occupando dei migranti, cioè quando arrivano i migranti, soprattutto il venerdì, siamo lì, un pool di farmacisti con un pool di medici che controllano lo stato di salute di questi poveracci che arrivano. Ah, lo stai facendo ogni venerdì? Non tutti i venerdì, quando ho tempo, non è che ci posso andare sempre, però quando ho tempo lo faccio volentieri, però è un'esperienza, è una bella esperienza Ma sicuramente. dove vai? Nei centri? No, qua al porto, li accogliamo al porto, dopodiché si visitano, se hanno bisogno di farmaci gli si danno i farmaci, perché il medico non può dare farmaci, solamente il farmacista può dare farmaci per legge. Ma davvero? Sì. Cioè il medico li prescrive? Il medico li può prescrivere e eventualmente somministrare, ma non li può esitare, non li può dare. Ci vuole il farmacista. Cioè non li può manipolare? No. Ah, quindi c'è No. una sorta di farmacia Esatto. mobile? Esatto, abbiamo un camper che è attrezzato come farmacia mobile e con questo camper... E da quando c'è questa iniziativa? guarda, sì, un po', io non avevo tempo, me lo stavano chiedendo in continuazione e alla fine ho accettato 2 anni fa. Loro hanno fatto Amatrice, quando è stato il terremoto di Amatrice? Quelli di Cagliari, È stato 10 anni fa, 12 anni fa, circa, sì. Loro si sono fatti il terremoto, poveracci, sono andati lì con il camper. Certo. So che adesso sono a Cuba, non quelli di Cagliari però. Qualcuno dei farmacisti volontari è andato a Cuba perché c'è una emergenza sanitaria, un'emergenza di farmaci, e quindi sono andati lì a consegnare dei farmaci in mani sicure, perché quando arrivano a Cuba non sai mai dove vadano a finire questi farmaci. Però è una cosa che mi affascina, è un altro sogno andare a prestare servizio in Africa. Questo è un sogno. Ma davvero? Sì, è un sogno che ho da tanti anni. Gratuito, Ma quando lo puoi fare? Quando vai in pensione? Lo posso fare quando ho il tempo libero per farlo. Ho il tuo tempo libero? Sì. E questa è un'altra cosa che mi affascina, perché alla fine, alla nostra età, inizi a fare un sunto, no? Vabbè che hai fatto una cazzata, stavo portandoti a casa. In via Gorizia. Te lo giuro. E in vendita, tra l'altro. Ok, abitavi qua. Sì. No vabbè, un lapsus, ti riporto dove ti ho preso. Aspetta, mi stai dicendo ti stavo dicendo è un sogno che con molto tempo, però ci vuole tempo per ci vuole tempo, dedicarlo. però io sono in quella fase della vita dove inizi a fare dei riassunti, no? Di tutto quello che è, e dici, alla fine di tutto io sono un fortunato. No, parecchio. Fortunato, perché se fossi nato a un'altra latitudine probabilmente non saremmo qui a parlare di quello Non di cui saremmo in stiamo macchina. parlando, non saremmo neanche in macchina. Non staremmo cazzeggiando a chiacchierare così. Esatto. E quindi dico, se riesco a restituire un pochettino di questa fortuna in piccoli gesti, in piccole cose, mi sentirei Meglio. sì. Allora, facciamo la terza, ne ho altre 2 di domande che Dai. mi sono preparato. Dai. Una è particolare. Senti, ma però- quest'acqua si può bere? È per te.
Wow, Questo è uno studio con l'acqua. wow, Vedi che è chiusa? è vero. Ci vuole l'acqua, siamo in estate, Quasi in estate, sì. quasi. Allora, anche questa domanda fa parte di una lettura che ho fatto molti anni fa, di un saggio scritto da Malcolm Gladwell, ok, ma non lo conoscerà di sicuro, che aveva fatto una sorta di indagine sulle persone sportive e non di successo, aveva cercato di capire quale fosse il denominatore comune a tutti quanti e aveva sintetizzato in 10.000 ore, che sono le ore necessarie per diventare bravo, forte in una disciplina. Ok, quindi 10.000 ore sono tante, sono Sì. giorni, ore, giorni, Sì. mesi, anni. Ti apro una parentesi. Bravo. Per preparare un'ora di lezione avevo necessità di 10 ore. Per preparare? Un'ora di lezione. Sono d'accordissimo. Avevo necessità di studio di 10 ore. E allora, Quindi le tue 10.000 ore dove sono nella tua vita? Dove li hai concentrati? Che non sono 10.000, possono essere 1.000 chiaramente, non esageriamo, però forse la risposta è già qua. Sì, io ripeto, quando dovevo preparare una lezione di un'ora, 45-50 minuti, avevo necessità di almeno 10 ore, perché non è solamente quello che tu devi dire, No, anche tutti c'è anche quello che il che pubblico potrebbero chiedere. Esatto, è quello che loro ti chiedono. Esatto. E quindi devi essere pronto a rispondere a qualsiasi Quante ore di dubbio. formazione hai svolto? Di formazione? Tante. Tante no, dimmi Tante, un numero. 100? Cioè, se noi consideriamo i 2 anni più i 3, sono 5 anni ed erano venerdì, sabato e domenica mattina, quindi mediamente erano 8, 16, 20 ore 20 ore? A weekend? a weekend. Mamma, quanti weekend sei andato a farle? Erano 2 weekend al mese, e quindi moltiplica per 2 e poi moltiplica per 3, con gli esami che erano propedeutici da anno a anno, quindi tanto, più la formazione specifica che io ho avuto per poter per poter insegnare la medicina, Per diventare formatore. E questa concentrazione e lì sono state, di ore, lì me lo ricordo, per diventare formatore sono state 200 ore, lo vedi? che erano, si passava dal riconoscimento della pianta in situ, Sì, quindi di tutto. piuttosto Al public che speaking, hai esatto, detto public prima. speaking, piuttosto che il teatro con gli attori per vedere come ti porgevi al pubblico, insomma, la tua mimica, insomma, tutta una serie di cose che... E quindi le tue 10.000 sono qui. può essere che sì, che Molto se non di arrivo, non lo so, bisognerebbe No, fare dell'università. ma ti ricordi che io sono stato craccato in matematica? Non mi mettere ste cose. No, non me lo ricordo. No, mi ha craccato la broccia in matematica a settembre, quindi No, è vero. se mi fai fare la matematica io sono finito. Ok, facciamo che le tue 10.000 sono lì concentrate. Sì, se Ecco perché eri un po' deluso, ci sei rimasto un po' male. Perché cosa? Perché è finita quella cosa. Perché di punto in bianco, non per tua volontà, Ah beh sì, certo. non fa certo. piacere aver investito tanto tempo in formazione e in lavoro, in prestazione. Ma non solo, ma io ho avuto, ovviamente quando sono stato liberato dal contratto, dalla Boron, ho avuto diverse richieste di altre aziende, ho sempre rifiutato, perché ero talmente ferito da questa roba qua, ero talmente amareggiato, ferito, è come se mi avesse lasciato, ma più di una moglie secondo me. Sì. Cioè mi aveva lasciato una moglie, un amante, un'amica, Era il tuo mondo, vedi? Sì, quindi ho sempre rifiutato tutto. Qualcuno ancora oggi mi chiede se faccio qualcosa, adesso ho dato delle disponibilità di massima, ma sarà faticoso perché ovviamente tanti anni che non fai più questa professione, riniziare da capo non è Mamma facile. mia, poi insegnare, se non sei preparato... Esatto, esatto. Non sono più 10 ore per un'ora, ma saranno 20 ore per un'ora. Poi quando sei, come dire, allenato, vai a braccio, c'è il tuo canovaccio. Sì, esatto. Se invece ma devi, da zero, devi ripartire da zero dopo Follia. tanti anni. Però è una sfida poi alla fine.
Ti piacerebbe? Mi piacerebbe anche, sì, probabilmente per poche cose e per pochi intimi soprattutto lo potrei rifare. anche fare. Io avevo fatto anche un passaggio interessante all'università, perché c'è stato un periodo che l'università di farmacia aveva deciso di introdurre un semestrale di medicina omeopatica, quindi io per 2 anni ho fatto lezioni anche all'università. Io e un medico, il mio caro amico Luigi Turinese, che è uno degli omeopati più importanti in Italia, e tra l'altro lui è anche psicoterapeuta, ma che oggi ha svoltato ancora e fa il musicista. Eccolo lì. Fantastico, fantastico. Oggi fa il cantautore. Un concerto, sì, sì. Che bello. Ha deciso di prendere completamente un'altra strada, fa pochissime cose di medicina omeopatica, credo che abbia ancora qualche paziente psichiatrico, ma di base lui fa il musicista. Vedi, adesso questo mi stai dando il là per la terza domanda. Per la musica? No. Ah sì, poi ti faccio la musica. Musica perché? La musica non lo so, la musica, i miei mi dicono che io non sapevo né leggere né scrivere, sapevo riconoscere i dischi, i vinili, 45 giri, e sapevo esattamente quale canzone c'era lì. Davvero? Sì, un talento, ma che ne so. Dopodiché io ho studiato musica, ho studiato piano, È vero. sì, e ho studiato chitarra. Però nel gruppo suonavi la chitarra. Suonavo la chitarra, sì, però io ho studiato piano. Hai studiato il piano? Sì. E poi ho capito che il talento non era... Però ecco, fermati un secondo, perché la domanda riguarda questo. Talento, passione, vocazione. E conosci le differenze? Facevo che dimmi cosa pensi di queste 3 cose e come le puoi definire. Qual è il talento, l'hai detto? Il talento è qualcosa che hai, innato, Ok. che devi coltivare ovviamente. È come il calciatore talentuoso che però non si allena a sufficienza e quindi non diventerà mai un fuoriclasse, ma rimarrà un talento. Perché non si impegna 10.000 Perché non ore. si impegna 10.000 ore. Vocazione è un qualcosa che ti arriva, secondo me, Più o meno. di punto in bianco. Io ho sentito il bisogno Ok. di lavorare per i farmacisti volontari. chiamata. È una chiamata la vocazione. Bravo. E la passione? E la passione ci nasci, non so da dove arrivi. Io ho la passione per la musica da sempre, nel senso che la mia vita è intervallata dalla musica, sempre, sempre. E in che continuazione. maniera? Ma sempre. Cioè io ascolto Ascolti musica? sì. Che tipo di in musica? continuazione, Tutto. tutto, dalla latina alla greca, al pop, al country. Ah. Io ascolto tutto e mi piace approfondirlo, nel senso che poi i primi ascolti della musica greca erano durissimi per me, perché era un qualcosa di assolutamente diverso, con questo buzuki che è fastidioso le prime volte. Poi capisci come lo suonano, capisci come... C'è una storia dietro il buzuki. Il buzuki era uno strumento vietato al tempo dei colonnelli, perché era uno strumento della dittatura. I greci sono stati sotto dittatura. La dittatura greca, certo. Ed era uno strumento vietato perché era uno strumento di rivoluzione, Di contestazione. e quindi poi è diventato uno strumento nazionale. Io mi sono appassionato anche alla musica greca, alla musica latina, perché ho avuto modo di frequentare Argentina, Colombia, cioè una roba bella. E poi la musica nostra, nel senso che la West Coast, Eagles e tutto. Sono arrivato ai Guns N' Roses, mi sono evoluto. Oggi sto... Anche rock. Sì. Oggi cosa ascolti? Oggi mi entusiasma Ray. Ray? Ray è una cantautrice, vattela ad ascoltare, Ah, una cantautrice. inglese, R.A. è scritto R-A-Y-E, Ray. esatto, Ray. Ray, Ok. che ha unito blues, soul, jazz, tutto No, assieme, curioso. ed è una roba fantastica, con orchestra. Dai. Sì, è una roba fantastica. Cioè, Ma è bravissima. giovane? 28 anni. Cavolo. 28 anni. Interessante. Sì, interessante. È una storia strana anche lei. Come perché ti lascio la metto, perché Sì. sono fatto così. È l'acquisto compulsivo, come sento parlare di un libro lo compro. Io mi sono innamorato di questa Ray, che è veramente... Conosciuta come? Per caso? Conosciuta casualmente, una mia amica, una delle più care amiche che ho, che è una serbo-americana. Ero da lei adesso a gennaio
a Belgrado, e me l'ha fatta ascoltare. Così. E mi sono incuriosito, sono andati a vedermi la discografia, che poi sono 2 dischi che lei ha fatto, perché lei è stata incastrata da una major per anni, e questa major le imponeva di fare cosette. Non sue. Cosette pop molto molto veloci, molto usa e getta, masticabili. E invece, come si è liberata da questa major, ha rotto il contratto, ha fatto questi 2 capolavori, questi 2 dischi, vatteli ad ascoltare, che sono meravigliosi, soprattutto l'ultimo, che si intitola Music May Have Hope, la musica può avere speranza, e ti dice già tutto, che rivoluziona completamente il mondo della musica di oggi, che è fatto di elettronica, è fatto di intelligenza artificiale, è fatto di musicisti che non sono musicisti, autotune, eccetera, eccetera. Invece lei ha ripreso la purezza della musica. Ma è cantautrice, quindi li scrive lei i brani? Sì, fa tutto lei, con orchestra di 20 elementi, insomma. È un progetto importante che è stato messo con su. L'orchestra poi è rarissimo. Sì. Io mi guardo Sanremo da tutta la vita, quando ero piccolino, proprio perché voglio ascoltare i brani con l'orchestra, Certo. perché mi piace da morire. Poi dopo, quando li registri, non sono così, quando li senti, però poi la bellezza dell'orchestra è un capolavoro. No, assolutamente, cioè è veramente un'altra cosa. Ma secondo me questa sarà so che la stanno ascoltando in tanti, perché ogni concerto che fa un sold out. Adesso è in concerto negli Stati Uniti e sono tutti sold out. Ha fatto un concerto in Italia, a Bologna, ed era sold out. Quindi c'è speranza, come dice lei, c'è speranza. I ragazzini potrebbero, anche perché i ragazzini di oggi, è vero che ascoltano boom 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 o autotune, ma allo stesso tempo stanno ascoltando anche Hotel California. Bravo. Quindi quell'orecchio lo hanno, bisogna proporgliele queste cose. Infatti è compito nostro, sì, no, devo fare una cosa prima. C'è ancora abbiamo finito, 1:05, c'è una domanda finale che ti porta a casa. Non ti lascio finché non mi dici come. Come? Dai. Come? Come. Hai 1 minuto per pensarci, nemmeno 1 minuto. Bevo. Nel frattempo bevo anch'io. Cosa vuol dire come? Allora, io ho intitolato questo progetto come. Sì, è vero, perché è non vero, lo so, è vero. ma perché a ogni ospite gli ho chiesto di dirmi una parola con la A. Okay. Queste sono quelle uscite, quindi se me ne dici una uguale. No, non l'ho neanche vista. Bravo, te lo dico, veloce. questa non te l'ha detta nessuna. Dai. Agapi. Agapi. Agapi no, ma non è agape o agape? Agapi. Agapi. Che in greco vuol dire? Non famiglia. Amore. Sì, mi hanno detto in italiano, ma ci sta bene. Agapi. E agape cosa vuol dire allora? Agape è greco antico, può essere che voglia dire amore lo stesso, non lo so. Però. No, vuol dire, è una storia legata. Agapi, perché la gamma va aspirata. Ma come lo scrivo? In italiano? A-G-A-P? Sì, agapi. Amore mio si dice agapimu. Agapimu, ok. Sagapò. Te lo ricordi l'armata Sagapò? Che erano quelli stanziati a Rodi che hanno figliato, che hanno figliato in tutta Rodi, la chiamavano l'armata Sagapò, l'armata dell'amore. Quindi come agapi. Perché? Perché abbiamo bisogno. Ma non amore nel senso uomo-donna, donna-donna, sessuale, uomo-donna, sessuale. Abbiamo bisogno di amore. Abbiamo bisogno di amore tra le fazioni di destra e le fazioni di sinistra, abbiamo bisogno di amore nel mondo, perché così la smetteremo anche di bombardare. Veramente hai ragione. Secondo me se ci fosse più amore, probabilmente ci sarebbero meno violenze nel mondo e probabilmente vivremmo tutti. Tu sei circondato da amore? Tu dai amore? Prima di essere circondato. Io cerco di dare amore, sì, io cerco di dare amore nella mia professione, nelle mie amicizie. Quando io ti dico che ti amo, e tu lo sai che io ti amo, ma non ti amo in maniera sessuale, ti amo da 50 anni. Davvero? Quasi, sì, ma ce lo siamo sempre detti. No, quando eravamo amici non pensavo mi amassi. Sì, sì. No, davvero? Ora l'ho scoperto da grande, perché non sei consapevole. No, non sei consapevole, ma solo l'abbraccio che ti dà una persona. Sono d'accordo con te, da lì lo capisci.
Dali lo se capisci. ti trasmette amore, che vuol dire pace, che vuol dire gioia, che vuol dire... Quindi direi Tu. agapi, ti piace? Molto, sì, Ok. agapi. Dicevo, posso scriverlo in italiano? A-G-A-P. Chi se ne frega, se non è scritto in greco. Ok, agapi. Bellino, bravo. Grazie, Felice. Ma è un piacere. Ti saluto. La prossima volta che ci vediamo, una birra. Quello sicuro. Anche- Oggi no, perché sto guidando. No, anche 2, no, e poi a quest'ora no. Non Adesso fa, torno a non fa. lavorare, ci vediamo una di queste sere. Noi siamo in campagna elettorale, vedi qua. No, grazie. E salutiamo Per caso, tutti. salutiamo. Grazie Felice per questa oretta insieme. È stato un piacere. He's just